Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Focus di Panorama Sardo sulla 3 giorni dell'evento culturale Letteratura nazionale e internazionale a confronto, che ha preso il via nella mattinata di giovedì per concludersi sabato nella sala congressi della Mediateca del Mediterraneo. Ospiti della rassegna autori, editori, giornalisti, docenti e formatori e le scuole. Padrino della manifestazione è stato Nicola Bergamaschi, presidente del Rotary Club Latino America, mentre le madrine sono state Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, e Carmina Conte di Coordinamento 3 Donne di Sardegna. Nella prima giornata ha partecipato la presidente della Commissione Lavoro, Cultura e Formazione Professionale del Consiglio regionale della Sardegna, Camilla Soru, con un contributo video di Alba Chiara Bergamini del progetto Mai più sole contro il tumore, a cui ha fatto seguito la scrittrice Valentina Ligas con il suo libro La vita e tutto il resto, il racconto di Rose, una donna che malgrado la dura battaglia contro la malattia ha saputo affrontare la sua esistenza vivendola appieno, scoprendo 1000 motivi per cui vale la pena di sorridere. Sempre sullo stesso tema sono intervenute le Caralis Pink Team, associazione sportiva di donne coraggiose che hanno affrontato il tumore al seno, che nasce con l'obiettivo di supportare le operate attraverso lo sport e la solidarietà. Nicola Bergamaschi le ha vissute tutte queste 3 giornate. Com'è stata questa esperienza in Sardegna? Guardi, innanzitutto è un'esperienza fortemente positiva. Ho visto un grande interesse e soprattutto la cosa più importante, i contenuti, perché c'è stato veramente un grosso spessore da parte di tutti i partecipanti e io sono rimasto veramente affascinato dall'apprendere tanti contenuti, perché è vero, alcune cose io le conoscevo, ma poi sono emersi tanti spunti che hanno iniziato a farmi riflettere. Questo per me è stato veramente una grande gioia e questo è avvenuto qui alla Mediateca del Mediterraneo. Non immaginavo, io non conoscevo questo posto, quindi ho visto veramente Cagliari,
una città bellissima, questo polo della cultura della Mediateca, e questo evento Cagliari città aperta veramente al mondo, perché in questo evento ci sono stati tanti collegamenti con l'America Latina. Ecco, ci racconti come nasce questo suo matrimonio di intenti con il Messico? Guardi, io in questo momento sono il presidente del Rotary Club of Latin America, che è un club rotariano decano elettronico, decano di lingua spagnola. Sono entrato un po' per caso, un po' per fortuna, ma come sa il caso... Ma partendo da quale esperienza? Guardi, noi abbiamo iniziato a fare delle attività durante la pandemia e ho iniziato a confrontarmi con questa realtà di questo Rotary latinoamericano, ho iniziato a partecipare agli incontri e poi sono diventato loro membro. In 5 anni oggi posso definirmi il loro presidente. Io sono il loro presidente del club per quest'anno rotario e sono tante attive le attività di servizio e culturali che pongono in contatto uomini e donne da ogni parte del mondo. Mi spiego meglio. Il nostro club è formato da membri dell'Argentina, del Brasile, dell'Italia, della Spagna, del Messico, della Bolivia, del Perù. Abbiamo dei soci nel Regno Unito. Quindi c'è proprio questa unione di pensieri. Io in questi 5 anni ho dovuto migliorarmi con lo spagnolo, ho dovuto migliorarmi col portoghese, ma nel contempo ecco che anche loro stanno arrivando verso l'Italia. Tra gli ospiti di questa manifestazione abbiamo avuto Luis de Guadalupe, Martínez Ramírez e Joana León Rivera, che sono venuti in Italia già una volta, quindi un turismo culturale, un turismo importante, perché c'è stato emerso un punto di contatto tra le civiltà originarie precolombine, cioè prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo, e le città preromane, quindi per esempio il popolo nuragico. Quindi questi contatti di culture ancestrali, di culture millenarie, che oggi devono essere in qualche modo fatte conoscere. Un'ultima curiosità prima di passare agli altri protagonisti. Nicola Bergamaschi sarà la guida turistica di questi amici del Sud America, Centro America? Io spero proprio di sì, io voglio tornare in Sardegna, io voglio dire una cosa, mio nonno era sardo, del centro Sardegna, ho avuto poco modo di conoscere l'isola, ma ho questi ricordi infiniti di mio nonno che mi raccontava quando lui era nell'ovile nel 1900. Di dove era originario il nonno? Proprio della Barbagia, del centro del cuore, e lui mi raccontava tutte queste avventure. Lui era un poeta popolare, Pietro Spigia, poeta popolare molto amato, negli anni 20 poi è venuto in Lombardia, si è sposato, ha costruito la sua famiglia, lui era esperto chiaramente di tutti i processi caseari e da lì poi ha sviluppato la sua attività. Non abbiamo detto il nome del paese. Allora, mio nonno era di Orgosolo. Nel corso della 3 giorni spazio anche per le problematiche del turismo e dei trasporti nell'ambito della rassegna Cagliari città aperta, con gli interventi di Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, Maurizio Battelli, presidente di Extra, l'associazione che da anni coordina la crescita del comparto economico e turistico dell'Extra Alberghiero, Laura Stevelli, amministratrice di VAS, impegnata nella formazione nell'ambito turistico, e di Sandro Usai, fondatore e presidente di Ablativ, specializzato in analisi dei dati del trasporto regionale. E nel corso di queste 3 giornate di Cagliari città aperta, organizzato dalla Casa Rosa, è intervenuto per parlare di turismo anche il presidente per quel che riguarda il comparto delle vacanze di Confcommercio Sud Sardegna, Federalberghi, per dimostrare e confermare tutto il suo malcontento per le ultime notizie, queste di chiusura del 2025. Purtroppo l'amministrazione del Comune di Cagliari ci ha comunicato l'intenzione di raddoppiare l'imposta del soggiorno per il 2026 e ce l'ha comunicato 15 giorni prima del 2026. A noi è sembrato prima di tutto una scortesia verso tutte le associazioni di categoria che sono gli esattori, poi tutti gli operatori del ricettivo, quindi gli albergatori e anche gli operatori del bed and breakfast dell'extra alberghiero sono gli esattori di questa imposta, e nei
confronti del turista noi questa imposta la dobbiamo giustificare in qualche modo e non sappiamo veramente come giustificare il raddoppio di un'imposta del turismo quando abbiamo già comunicato tutte le tariffe a tutti i tour operator e a tutti gli agenti di viaggio già da agosto-settembre 2025 per il 2026, perché le vogliono ovviamente prima. Adesso dovremo fare un'altra comunicazione rettificando queste tariffe dell'imposta di soggiorno e sicuramente ci facciamo una brutta figura noi, ma anche la destinazione, anche Cagliari ci fa una brutta figura. Non c'è stato prima di questa decisione del Comune di Cagliari un momento di confronto? No, prima di questa comunicazione non c'è stato alcun momento di confronto in cui sicuramente avremmo espresso le nostre perplessità, le nostre lamentele ad un raddoppio così, perché ci sembra anche una mancanza di programmazione economica da parte del Comune, 15 giorni prima di un anno deliberare un raddoppio dell'imposta. Al momento reazioni alla vostra protesta? Ma noi stiamo sicuramente protestando e voglio dire, ripeto, la destinazione Cagliari ci farà una pessima figura con i turisti, con i tour operator, con gli agenti di viaggio. Affronteremo il tema tra poco anche con il suo collega Battelli. Vorrei sapere brevemente un'analisi di questa stagione 2025, com'è stata? Ha superato quelli che erano i presupposti della vigilia? No, le aspettative devo dire che erano migliori, però è stata in parte una fotocopia del 2024, quindi una stagione abbastanza buona, tranne un buco veramente inaspettato a luglio, praticamente in tutta la Sardegna c'è stato un crollo dei vacanzieri a luglio determinato soprattutto dai vacanzieri italiani, mentre invece chi ha lavorato soprattutto con gli turisti stranieri non ha avuto grossi problemi. E dall'alberghiero eccoci all'extra alberghiero con il numero 1 del settore a livello regionale, Battelli. Abbiamo visto le preoccupazioni di Federalberghi, voi le condividete? Allora sì, diciamo che la preoccupazione c'è perché il tentativo iniziale proprio di fare il raddoppio della tassa di soggiorno era esagerato, ma soprattutto anche il fatto di comunicarlo 15 giorni prima della chiusura dell'anno comporta problemi sicuramente per gli operatori. Inoltre rimane un po' sempre il tema di capire poi come verrà utilizzato, che è il vero aspetto fondamentale, perché tutta questa somma di denaro che viene raccolta dai turisti deve essere utilizzata per migliorare la destinazione, per renderla sempre più attrattiva. Ecco, su questo ancora c'è molta poca chiarezza e trasparenza nel capire come andranno a finire queste risorse. Qual è stato il suo intervento nel corso del convegno? Nel convegno abbiamo portato un po' l'esperienza dell'ex alberghiero nella città di Cagliari e della possibilità che dà questo settore per migliorare l'attività turistica, soprattutto modificando la consapevolezza del turismo. Tanti cittadini che sino al giorno prima avevano soltanto fatto i turisti, da un giorno all'altro quando mettono la propria casa a disposizione dei turisti che vengono diventano degli operatori turistici e quindi cominciano a capire che è un settore che va trattato in maniera professionale, che bisogna impegnarsi per renderlo sempre più importante, sempre più attento al servizio, alla soddisfazione del turista. Per decisione del governo le tasse aumentano per chi fa questo tipo di attività? Allora, per adesso siamo riusciti a bloccare un po' la situazione, rimane ancora così come era prima, il 21% di cedolare secca, che è quella che già c'era. Dopo 3 immobili che vengono gestiti si dovrà avere la partita IVA, ma devo dire su questo in Sardegna eravamo già avanti perché già così era, quindi da questo punto di vista nessuna grande novità. Per il telespettatore, quante sono le unità impegnate nel vostro settore a livello regionale? A livello regionale abbiamo quasi 40.000 strutture in Sardegna, abbiamo 220.000 posti letto che vengono gestiti dall'extraalberghiero e quindi ben oltre la maggioranza dei posti letto disponibili in tutta la Sardegna, è un settore che fattura circa 700-800 milioni di euro di fatturato. Che rappresenta a livello percentuale nel mercato delle vacanze regionale globale? Nel mercato globale delle vacanze mondiale siamo globale regionale. Sardegna stiamo parlando circa il 40% in termini di fatturato e sicuramente in termini di posti letto siamo ben oltre il 50%.
È vero che l'extraalberghiero riesce a fare più mesi di lavoro rispetto all'alberghiero? Sì, riesce a fare più apertura rispetto all'alberghiero per un fattore molto semplice, che ha molti meno costi fissi, per cui sono strutture che, come dire, basta aprire la porta e sono pronte. Questo permette a tante destinazioni di poter anche dare una possibilità ai vettori che magari vogliono diciamo, impegnarsi su determinati punti della Sardegna di poter portare le persone e avere un posto letto tranquillamente. Noi abbiamo una società di servizi e gestiamo gli uffici turistici di vari comuni, sia in Sardegna che non. Quindi abbiamo parlato della nostra esperienza, del rapporto che c'è con il turista e specialmente del nostro staff, perché noi accogliamo e diamo la possibilità ai giovani di fare esperienza nella nostra società. E abbiamo stretto degli accordi anche con le università per accogliere i ragazzi e fare i tirocini presso i nostri uffici turistici. Questo in pratica è... Ecco, al momento quanti uffici state gestendo e quando è iniziata la vostra attività? Allora, la nostra attività è nata nel 2012 e all'incirca adesso gestiamo intorno ai 10 uffici turistici, ripeto, non solo in Sardegna. Abbiamo uno staff all'incirca di 30 persone, tutte super qualificate. Tutti giovani? Sì, la maggior parte tutti giovani e la maggior parte donne. Noi siamo qual è la percentuale della componente in rosa? Allora, il componente in rosa siamo all'incirca dal 60 al 65%. Ma perché, Laura, questa scelta? Sono più brave, più portate al rapporto con i turisti? No, diciamo che anche i ragazzi che lavorano con noi sono proprio sono professionisti, però la donna, fatemi passare il termine, ha forse una marcia in più, è più amorevole, possibile. Ma questo avviene anche a livello di studi universitari, le donne eccellono e per voi è importante l'applicazione, conoscere bene le lingue per avere rapporti con i visitatori dell'isola. Assolutamente sì, infatti hanno dalle 2 alle 3 lingue, se non addirittura 4 lingue, quello sì. Com'è stato il 2025 visto dal vostro osservatorio? Allora, abbiamo chiuso i dati e diciamo che è stato positivo e non, in generale positivo, per adesso dobbiamo prendere comune per comune, ci sono stati anche dei comuni con il segno negativo. Ultima domanda, è vero che gli stranieri ci hanno voluto più bene in questa stagione delle vacanze 2025? Sì. È vero, questo è vero, abbiamo scontrato molto, le persone molto più gratte, molto più aperte, molto più gentili, anche perché noi adesso abbiamo capito che almeno in Sardegna dobbiamo promuovere il nostro territorio non solo con le spiagge. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA
l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dopo aver parlato di turismo con Mura, Battelli e la Stevelli, adesso dobbiamo parlare di trasporti, perché questo giocattolo, il mercato delle vacanze regionali, funziona se funzionano i trasporti. Ci sono tante novità e nel frattempo c'è stato anche un record assoluto dei 3 aeroporti sardi. All'orizzonte la nuova continuità territoriale. Ne parliamo con un esperto. Grazie a te. Allora, intanto senza aerei la Sardegna non può fare turismo, perché le navi sono solo a Porto Torres e a Olbia. Cagliari non ha un flusso turistico, quindi parliamo degli aerei e quindi dei 3 aeroporti. Allora, Olbia e Alghero sono andati benissimo, hanno sfondato già il valore dell'anno scorso del numero totale di traffico passeggeri a ottobre. Questo è un dato importantissimo. 4 milioni solo in Gallura al Costa Smeralda. Gallura al Costa Smeralda. Poi Alghero ha superato il record storico del 2015 che era 1.670.000, lo supererà abbondantemente e questo è un grande successo del Nord Sardegna, sicuro. Quindi il Nord Sardegna nel turismo va bene. Tira, c'ha i numeri, questo è sicuro. Il Sud Sardegna, ma è importante che ci diciamo una cosa, Cagliari non è andato così bene per numero di passeggeri, a ottobre era sotto di 509.000 passeggeri e questo vuol dire rispetto ai 12 mesi precedenti. 12 mesi precedenti, sì, con lo stesso confronto. Questo significa che sono mancati 250.000 arrivi che non hanno strisciato carta di credito. Ok, per capirci. Quindi il turismo nel Sud Sardegna si sta modificando e si sta modificando perché era un turismo basato sul turismo di massa, che sono le famiglie medie, no? Se le famiglie medie incominciano ad avere compressi i loro redditi e quindi la capacità di spesa, chi ne soffre prima è sicuramente l'industria della vacanza. E il Sud Sardegna che si regge su quell'industria della vacanza, infatti i numeri sono negativi, l'ha fatto vedere l'assessore Cucureddu. Quindi hanno ragione Mura e Battelli ad essere preoccupati per il raddoppio nel 2026 della tassa di soggiorno. Ma io credo che quando c'è un problema di crisi diminuisci la pressione fiscale per aumentare la chance che le persone possano venire a trovarci qui in Sardegna. Quindi credo che non sia una misura intelligente, ma proprio dal punto di vista imprenditoriale. Cioè noi ci ritroviamo il comune che non è un imprenditore turistico ma si comporta peggio, in modo anche incompetente molte volte, perché la tassa del turismo la usano soprattutto per creare quella copertura di spesa che gli serve per fare anche altre cose, che non tutti i comuni usano la tassa del turismo per valorizzare il turismo, anche di questo è un problema. Soprattutto non dialogano prima della decisione con l'alberghiero e l'extra-alberghiero. No, ma soprattutto non studiano. Perché finché non dialogano ci sta, sei superbo e non dialoghi, ma se non studi hai un problema. I numeri che vi ho appena dato, guardate che vengono da basi dati pubbliche, cioè non sono numeri che io ho acquistato sul mercato perché si acquistano anche i dati.
vengono da basi dati pubbliche, così come me le sono messe io le domande, lo dicevo qualche settimana fa ai giornalisti in un corso a Sassari. Se colleghi 3 puntini, allora il primo puntino 509.000 passeggeri in meno, secondo puntino sul turismo, cioè Cucurella ha pubblicato i dati, Sud Sardegna non vanno bene, il terzo puntino è cosa sta succedendo. Da giornalista, e qui siamo insieme con un giornalista, cioè qual è la domanda e la risposta che ti dà? E la risposta è quella, è che nel sistema socio-economico del Sud Sardegna, che è basato sul ceto medio, perché il turismo è quello che alimenta il Sud Sardegna, abbiamo questo problema. E questo è, se non ci rivediamo le cose, comprese gli incentivi, perché la tassa di soggiorno sembra poco, ma non è poco, Perché quando comincia a incidere una famiglia, 4 persone, fate i calcoli velocemente, 3 euro, quello che sarà, per 4, per 5 e vedete cosa stiamo parlando, diventano 70 euro, 80 euro. Conclusioni. Grazie. Una riflessione su quello che è il progetto di continuità territoriale 2026, abbiamo visto le perplessità degli addetti ai lavori, finché non lo vediamo non ci crediamo. La continuità territoriale bisogna ammettere che è una sconfitta della regione, non posso dire che diversamente. Questa è la vecchia, ma la nuova? No, la nuova è una sconfitta, perché probabilmente l'hanno disegnata pensando a qualcos'altro e alla fine è successo che hanno perso 5-0, perché Aeroitalia, che sembrava che fosse esclusa da tutto per come è stato strutturato il bando, poi di fatto ha preso 5 rotte su 6. ITA, che doveva fare la regina dei cieli, non ha aerei, perché tecnicamente il volo è fatto di aerei, la regione non ha aerei, quindi deve mettersi d'accordo con chi ha gli aerei. ITA non ha aerei, ne ha 29 fermi in questo momento, a oggi, stamattina, quindi abbiamo un problema serio. Quindi il problema è del trasporto aereo in Italia, sta soffrendo, la Sardegna soffre insieme con tutto il resto dell'Italia, questa è la ragione. Perché Volotea ha deciso di fare questo matrimonio di intenti con ITA e UE, visto che hanno problemi di aeromobili? Allora, la soluzione migliore sarebbe stata Aeroitalia-ITA, perché era un vettore già posizionato, quindi bisogna chiedersi perché non l'hanno fatto con ITA. Il fatto che l'hanno fatto con Volotea, probabilmente c'è qualche dinamica anche politica che ha inciso in questo, ma non è stata una scelta intelligente, assolutamente non è stata, e si è visto, hanno perso sulle tre tratte dove si sono candidati, hanno perso. Quindi questo purtroppo è il risultato ed è un danno per la Sardegna, perché avremmo avuto 2-3 vettori, cioè avere un RT a 3 vuol dire che i sardi potevano scegliere su 3 vettori per andare a Cagliari, a Roma e a Milano, ma con 3 vettori diversi. Purtroppo non è accaduto. Il caso Alghero? E il caso Alghero è sempre il caso scontato, così come l'altra volta dissi che ad Alghero sarebbe andata deserta perché il finanziamento non copriva le spese. Questa volta il motivo può essere un altro, perché adesso la cifra è anche sostenuta, è che Alghero dal punto di vista di questo modello come l'ha disegnato la regione non funziona. Non è il modello giusto che sostiene. Noi stiamo usando lo stesso modello da 25 anni. Mettiamoci una domanda. Noi dobbiamo cambiare modello e quindi dobbiamo pensare a un modello dove più vettori concorrono a contribuire alla mobilità dei sardi. E adesso non succede questo, purtroppo. Sabato ha chiuso la rassegna Letteratura nazionale e internazionale a confronto Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, con il libro La Verità, edito dalla stessa associazione. Uno strumento importante al servizio della conoscenza, rivolto al mondo della scuola, dell'università e della ricerca e al mondo dell'informazione, che punta a sviluppare il pensiero critico per avere una visione corretta e consapevole della realtà che ci circonda, una realtà dominata sempre più dai post-verità. Un fenomeno della nostra epoca, frutto dell'incontro tra verità e propaganda, che punta a valorizzare le idee e le opinioni a scapito dei fatti oggettivi. Quindi tutti abbiamo bisogno di credere in una verità e questo libro propone diversi punti di vista, sono 18 approcci ai concetti di verità per svelare i molteplici volti della verità, per aiutarci a discernere il vero dal falso, la realtà dalla finzione. Ecco perché dobbiamo leggere libri di questo tipo che ci aiutano nelle nostre concezioni del mondo e anche a fare delle scelte ragionate. E siamo alla chiusura di questo speciale dedicato all'impegno della Casa Rosa in chiusura del 2025, che è stato un anno carico di impegni.
partendo dalla Gallura per arrivare fino a Cagliari, un lunghissimo viaggio che si conclude con una 3 giorni che al limite è stato dedicato alla città, al capoluogo, Cagliari città aperta, ed è stata l'occasione per Panorama Sardo per avere delle notizie importanti che riguardano il settore del turismo. Ne abbiamo parlato con Fausto Mura, con Battelli, con Laura Stevelli, soprattutto per approfondire temi di grande attualità come il raddoppio della tassa del turismo che crea qualche problema. Ma come sono stati questi 3 giorni? Sono stati 3 giorni intensi, avviati con la Kermesse culturale, letteratura nazionale e internazionale a confronto. Partiamo da questo spunto, da una conclusione di un percorso in 10 comuni della Sardegna per arrivare nuovamente a Cagliari, da dove siamo partiti il 14 maggio, però per parlare di cultura, valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico in tutte le sue forme attraverso i libri, cioè prendiamo spunto dai libri per affrontare una tematica legata anche al turismo, all'accoglienza, all'ospitalità di questa straordinaria città. Che bilancio facciamo di questo 2025 e del vostro impegno e del vostro lavoro a livello di convegni? Beh sì, è stata un'attività molto incisiva anche per i libri che abbiamo presentato e che trattano le tematiche, come ho detto in tante occasioni, tematiche attuali, tematiche sociali, tematiche sulle pari opportunità con il coinvolgimento di diversi partner. Chiudiamo con questa Kermesse che vede la partecipazione delle edizioni UI, il cui editore è anche presidente del Rotary latinoamericano del Messico. È da qui che nasce proprio questo interscambio anche con questa realtà, una realtà culturale, una realtà turistica e non solo, anche con la World Women Talent System, con le quali un mondo si è scoperto un mondo femminile ricco di imprenditrici, di donne impegnate nel sociale, impegnate nella sorellanza e nella empowerment femminile. Quindi uniamo il turismo alla cultura, alla letteratura, all'imprenditorialità femminile. È stato veramente sono state diverse tappe incisive, forti, con diciamo un bilancio veramente positivo. Per noi anche un'esperienza importante per poter produrre, progettare l'anno prossimo delle attività sempre più complesse, articolate con il coinvolgimento di diverse realtà associative. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Celebrato a Cagliari il Giubileo della Cultura. Il Giubileo dei due papi, di Francesco I e di Leone XIV successivamente, diventa così tempo favorevole non solo per rinnovare l'alleanza tra fede e ragione, tra Vangelo e creatività, tra spiritualità e impegno sociale, ma anche per maturare la consapevolezza della grande responsabilità cristiana nei confronti del tempo e della società. La celebrazione giubilare di Monsignor Giuseppe Batturi, arcivescovo di Cagliari, è partita da 10 parole del magistero del pontefice Robert Francis Prevost per riflettere sull'incidenza del Vangelo sulla quotidianità del territorio. Con le parole e le testimonianze di Cristina Cabras e Andrea Pala, sotto la guida di Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, si è valutato come il tessuto della comunità sarda possa diventare il luogo in cui il Vangelo prenda forma, orienti scelte, apra possibilità nuove, concrete e generi speranza. Siamo in compagnia di Don Diego Zanda, organizzatore dell'evento odierno e direttore diocesano della pastorale universitaria e culturale. Don Diego, ecco, come eventi come quello odierno, che racchiudono un po' lo spirito di tutto il lavoro che ha fatto durante questo giubileo, possono contribuire a formare una coscienza evangelica nel tessuto sociale? L'evento di oggi nasce proprio per mostrare come la forza del Vangelo possa trovare carne nella nostra realtà. Abbiamo tante dinamiche culturali nel nostro territorio, religiose o meno, laiche o più spirituali, più confessionali, ma quello che vogliamo fare oggi in questa giornata e che abbiamo proposto tramite la diocesi è proprio mostrare come la cultura possa da una parte far emergere tutta la novità del Vangelo e dall'altra parte viceversa come il Vangelo invece si incarni profondamente, così come è il mistero del Natale che fra un po' celebreremo, come appunto il Vangelo si incarni nelle tante dimensioni sociali, culturali, artistiche del nostro territorio, della nostra diocesi. Don Diego, la sua subvocazione è appunto trattare con i giovani, quindi che messaggio di speranza per la sequela possiamo lanciare ai giovani che ci seguono? Tante volte si mistifica un po' la realtà giovanile perché
si guarda sempre o con sospetto oppure con una certa riluttanza. Invece sono i giovani che sono i portatori della speranza. Dovremmo forse imparare ad ascoltarli e non soltanto ad insegnare, ma a farci sorprendere da loro, perché le risorse che la gioventù ha sempre, ieri, oggi e domani, è sempre è un qualcosa che sorprende, per cui io credo che dovremmo imparare un po' ad ascoltare anziché insegnare. Direttore, il Giubileo dei Due Papi, come ha accompagnato i lettori e i fedeli, come ha coinvolto anche i gentili durante quest'anno di lavori? Com'è stato raccontare quest'anno giubilare dei Due Papi? Molto impegnativo, perché è stato un anno anche attraversato poi dalla morte di Papa Francesco e dall'elezione di Papa Leone, quindi diciamo un fatto forte e un cambio di passo, come si suol dire. Però il Giubileo ha colpito e coinvolto tutti, come diceva lei, cioè non solo i cattolici ma anche i gentili, perché c'è bisogno, la gente sente, avverte il bisogno a un certo punto di fermarsi e di cercare un attimo di, si può dire, di misericordia, perché il Giubileo poi è questo, cioè un momento di perdonare e perdonarsi. E tutte e due in questo veramente grande continuità, Papa Francesco e Papa Leone ci hanno ricordato questo. Noi siamo in grado di fare anche grandi cose se riconosciamo innanzitutto di essere amati e perdonati. In fondo questa è la buona notizia. Questa buona notizia è stata portata avanti come una fiaccola in una staffetta da Papa Francesco e adesso da 7 mesi da Papa Leone, con anzi ancora maggiore vigore vista la forza di questo Papa che arrivava dall'altra parte del mondo, non dal Sud America ma dal Nord America. Quindi insomma l'entusiasmo c'è sempre, la fiducia c'è sempre, ma ce la danno innanzitutto loro, i nostri pastori. Senta direttore, la potenza e le potenzialità di comunicatore di Francesco sono state evidenti dal primo momento. Forse è presto, però che tipo di comunicatore le sembra Leone XIV? Beh, è tutto un altro stile, tutta un'altra forma. Diciamo che in quella carica debordante di Papa Bergoglio siamo passati a uno stile più calmo e più riflessivo, dove la mitezza e la gentilezza emergono, non che non ci fossero, però in Papa Leone sono proprio la nota che tutti insomma osservano sin dal primo minuto, diciamo, abbiamo visto questa sua gentilezza, che però mi sembra che vada un po' controcorrente rispetto al mondo di oggi. In fondo anche Papa Francesco, con altro stile, era un segno di contraddizione, per citare il Vangelo, no? Cioè, spesso i cristiani, non volendo magari, ma devono essere segni di contraddizione rispetto alle tendenze del mondo e della mondanità. In maniera diversa, Papa Francesco con la sua grande forza comunicativa e Papa Leone con questo stile calmo, riflessivo, più misurato, stanno dicendo che il mondo deve sempre in fondo ricordarsi che è chiamato ad alte mete, ad alti livelli e non può abbassarsi dal livello dell'umanità. Cioè in fondo la Chiesa sta dicendo è bella l'avventura umana se rimaniamo umani. Papa Leone ce lo sta ricordando con questo suo modo mite e gentile, che poi è la firma delle persone forti. Le persone aggressive e non miti sono deboli e quindi, ripeto, con grande fiducia seguiamo e raccontiamo il cammino di questo nostro pastore. Il Giubileo è un momento speciale in cui il Signore ci chiama a rivedere la nostra vita, anche a rivederla nella luce della speranza, in questo caso, in quest'anno giubilare. La cultura è portatrice di speranza, perché alla fine dà un messaggio che fa scoprire sempre all'uomo una parte nuova di sé. E proprio questa parte nuova di sé dona speranza nelle parti più insomma anche più tristi di un'esistenza. La cultura nelle sue più svariate sfaccettature, che quindi può essere la letteratura ma anche insomma l'arte figurativa. Tu studi? Io studio lettere,
quindi insomma ho anche questo lato umanistico, ma insomma la cultura abbraccia così tanti ambienti dell'animo umano che insomma in tutti questi può portare speranza. Siamo in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Batturi per ricordare ciò che avveniva in queste ore 60 anni fa. Si chiudeva il Concilio Vaticano II, oggi noi celebriamo il Giubileo della Cultura. Ecco, come spezzare il messaggio, un messaggio di speranza al mondo della cultura, delle arti, in questo mondo che è cambiato in 60 anni. Come è cambiato? Come lo percepisce cambiato da un punto di vista culturale? Se possiamo tentare azzardare una sintesi, Eccellenza. Ma certamente nel nostro Occidente da un punto di vista culturale si è un po' sgretolata quella identità cattolica che informava tanti uomini di cultura, ma questo non ci deve far paura, significa che la tradizione che noi riceviamo deve passare attraverso una convinzione personale, attraverso un atto di libertà, di pensiero. E la cultura è importantissima perché aiuta a scavare l'identità dell'uomo, a pensarla, a discuterne, a leggere il mondo presente, a indicare delle strade, a dialogare con tutti gli uomini, a partire da cose, quando non tutti condividono i presupposti della fede cristiana, a partire dai loro interrogativi, dalle esigenze di vita, dall'imponenza della vita dell'uomo. La cultura ci aiuta a dialogare col cuore dell'uomo. Un messaggio di speranza per i nostri telespettatori di Telesardegna stasera, Eccellenza. Ma la speranza è quella che nasce dalla fede cristiana e quindi la certezza che un Dio con noi può cambiare il mondo e noi possiamo contribuire a cambiarlo. Purtroppo la mancanza di speranza ci fa vivere come da succubi delle condizioni che sembrano irremovibili, invece no, il mondo può cambiare, può ritrovare la gioia, la pace e noi possiamo essere costruttori non in forza delle nostre capacità ma perché ci facciamo strumento del disegno di Dio. Eccellenza, un'ultima domanda, il Giubileo dei due Papi, com'è stato affrontare alla guida della Chiesa sarda questo particolarissimo Giubileo storico, oseremo dire? Ma questo ha aiutato a capire cos'è la Chiesa, perché la speranza, il Papa anziano addirittura subito a gennaio-febbraio si sentì male, andò in ospedale, era però davvero testimone della speranza, lui nella sua fragilità, un testimone che Papa Leone ha preso in mano con vigoria, per esempio nel grande Giubileo dei giovani. Questo significa che la speranza non dipende da condizioni esterne, ma dal cuore dell'uomo che si fida della promessa di Dio, attende un bene e comincia a costruirlo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A fine ottobre, in occasione dell'evento promosso da Confindustria Sardegna Centrale, Atlante Donna, le imprese al femminile che fanno il territorio, la nostra editrice Caterina Cosseddu aveva annunciato nel corso del suo intervento la partecipazione di Telesardegna alla produzione del documento di simulazione astronomica che nel 2026 sarà trasmesso dai planetari di tutta Europa per la presentazione del percorso italiano ed europeo verso il sogno Einstein Telescope nel cuore della Barbagia, nella miniera di Sosenato Sallura. È un lavoro che ho fatto proprio a Nuoro, ci tengo particolarmente, che ci è stato concesso da Sardegna Ricerche, un filmato fatto in collaborazione con l'Università di Pisa e con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per quanto riguarda l'Einstein Telescope e verrà presentato in anteprima a Cagliari a dicembre e poi subito dopo a Roma e farà il giro di tutto il mondo. E ne siamo profondamente orgogliosi perché comunque anche da un territorio così piccolo come il nostro possono nascere delle situazioni e degli sbocchi che vanno al di là di quello che è un'attività che è partita per fare comunicazione, vogliamo continuare a farlo, ma a 360 gradi vogliamo ampliare il nostro raggio d'azione su tantissimi altri ambiti. È un documento realizzato con la supervisione di Gianluca Soggiu che vi trasmettiamo in versione ridotta in lingua italiana. Vediamone insieme l'introduzione e subito dopo, con la nostra Sofia Pilleri, il resoconto della presentazione ufficiale la scorsa settimana. Il 14 settembre 2015 la nostra comprensione del cosmo è cambiata per sempre. La collaborazione degli esperimenti LIGO-Virgo ha osservato qualcosa di straordinario, un segnale debolissimo proveniente dall'universo remoto, un'onda gravitazionale. A 10 anni di distanza si progettano nuovi rivelatori per osservare onde gravitazionali generate sempre più lontano, alle origini del cosmo. Per ospitare uno di questi strumenti di sensibilità senza precedenti, l'Italia propone l'area attorno alla miniera dismessa di Sosenattos, nel cuore della Sardegna. Sito unico in Europa per caratteristiche geologiche e silenziosità ambientale. Un luogo ideale per andare alla ricerca dei tenui segnali residui di lontanissime esplosioni cosmiche. Del resto, l'Italia, con l'esperimento Virgo, ha già un ruolo di primo piano nello studio delle onde gravitazionali e nella collaborazione internazionale LIGO-Virgo-Cagra, che coordina la rete delle 4 antenne gravitazionali, gli unici strumenti in grado di rilevare sulla Terra il passaggio di queste impercettibili increspature dello spazio-tempo. Virgo, l'unico in Europa, si trova in Italia. Con i suoi 2 tunnel lunghi 3 chilometri, si distende nella vasta piana di Cascina, ai piedi dei Monti Pisani. Il 17 agosto 2017, LIGO e Virgo hanno rivelato per la prima volta la fusione di 2 stelle di neutroni.
Il segnale gravitazionale è stato il primo ad arrivare sulla Terra, consentendo, grazie alla triangolazione tra gli interferometri LIGO e Virgo, di individuare la posizione della kilonova. In questo modo osservatori e telescopi in tutto il mondo si sono coordinati per osservare e ascoltare lo stesso fenomeno, guardando ai diversi segnali o messaggeri cosmici che ha generato. L'astronomia multimessaggera rappresenta l'alba di una nuova era. Per affrontare le sfide del futuro nasce l'Einstein Telescope, il rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione. Sarà 10 volte più sensibile di Virgo, con bracci lunghi almeno 10 km e tecnologie d'avanguardia capaci di captare segnali debolissimi, persino l'eco del Big Bang. Einstein Telescope permetterà di osservare indietro nel tempo, fino all'origine del cosmo, rivelando le prime fasi dell'universo. Grazie alla sua tecnologia di frontiera, sarà possibile identificare e studiare centinaia di kilonove, finora osservate una sola volta, aprendo nuove prospettive nell'astrofisica e nella cosmologia. Tra le sedi candidate a ospitare Einstein Telescope, la Sardegna, con il sito di Sos-Enattos, rappresenta un'opzione ideale. Il silenzio sismico di questa regione è fondamentale per un rivelatore così sensibile. Come scriveva la grande scrittrice sarda Grazia Deledda, le più grandi cose si dicono in silenzio. La Sardegna come centro di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione, terra pronta e ospitale per accogliere un progetto come l'Einstein Telescope. Presentato in anteprima il documentario Einstein Telescope, ascoltare l'universo e le stelle. Sardegna Ricerche convintamente ha voluto contribuire, con alcune azioni a questo importante progetto dell'Einstein Telescope. Lo ha fatto con la realizzazione di questo filmato, ma anche di alcuni altri documentari con finalità di divulgazione scientifica che sono proprie della missione di Sardegna Ricerche, con alcune azioni e misure dedicate alle imprese per rafforzare le competenze, il tessuto imprenditoriale, renderlo più competitivo soprattutto negli ambiti delle tecnologie emergenti e in particolare di quelle tecnologie più affini al progetto Einstein Telescope. L'iniziativa promossa dall'INAF, Sardegna Ricerche e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare continua a tracciare il percorso della candidatura dell'isola verso l'Einstein Telescope a Sos-Enattos. Quando speriamo avremo l'Einstein Telescope in Sardegna sarà davvero una rivoluzione scientifica, tecnologica che sarà fondamentale per la scienza ma anche per il territorio. Quindi e noi come INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Cagliari, ci troviamo in prima linea insieme all'INFN, l'INGV e a tutti gli altri attori, la regione eccetera, per cercare di portare avanti la candidatura dell'Einstein Telescope in Sardegna. È un progetto trasformazionale per la Sardegna ed è un progetto che sta andando avanti con forza e determinazione. Io devo dire che sono molto orgogliosa di come tutte le istituzioni nazionali e locali dell'isola stanno portando avanti questo progetto. Per una volta la Sardegna ha dimostrato di essere terra pronta, ospitale, preparata da un punto di vista finanziario e da un punto di vista infrastrutturale per un progetto così trasformazionale. L'esempio di come un governo e una regione possano collaborare lealmente per un obiettivo comune, quello di portare una regione, in questo caso la Sardegna, al centro dell'Europa, al centro di una comunità scientifica, al centro di una trasformazione. Love of my soul. Valerio, intanto una Cagliari che cambia, una Cagliari che si trasforma, e uno dei suoi lettori più importanti, più acuti, più sensibili, Stefano Asili, che è scomparso
di recente mette in piedi quello che è un percorso di rivisitazione, di ideazione, di fantasia. Un talento unico, quello di Stefano Asili, portato avanti con quello che è l'aiuto, la prosecuzione, quasi un'eredità curata dai figli Andrea ed Enrico, voluta da Palazzo Doglio nel cuore di Cagliari, proprio per andare a ricordare e a non dimenticare intanto quella che è stata la sua eccezionale bravura e intanto quella che è stata la sua vena, pionieristica nel raccontare Cagliari, nel disegnarla, nel renderla fruibile in mezzo mondo, ma soprattutto perché nel cuore di Cagliari si può vedere qual è stato il desiderio, il pathos che l'ha portato a raccontarla in questo modo. Virginia Dal Cortivo, curatrice della mostra Scorci, dedicata ai lavori di Stefano Asili, proseguita con i figli Andrea ed Enrico, è anche direttrice del Teatro Doglio. Insomma, è un momento di soddisfazione, un momento di bilancio. Questo Natale arriva con la presentazione di queste opere straordinarie di uno dei più talentuosi grafici sardi e nazionali. Sì, è un momento di grande orgoglio per Palazzo Doglio, perché questo ciclo, questa mostra è iniziata negli ultimi mesi del 2019, primi mesi del 2020, periodo in cui Palazzo Doglio era solo un cantiere, e abbiamo invitato Stefano Asili a visitarlo per elaborare quello che doveva essere il ciclo di opere per le camere e gli spazi interni di Palazzo Doglio, con naturalmente l'obiettivo di rappresentare una nuova sfida per la città di Cagliari, sia come destinazione che come anche nuovo luogo per il territorio, riaprendo un teatro appunto che era chiuso da 30 anni. Quindi con Stefano abbiamo fatto dei sopralluoghi, delle visite, fino ad arrivare alla proposta di 2 cicli di opere: la città scomposta che vedete qui alle mie spalle e i giorni di festa. Ecco, ma lui come aveva preso questo incarico? Come aveva reagito all'idea di mettere in mano al primo Urban Resort di Cagliari e con una destinazione molto particolare? Come l'aveva presa? Con entusiasmo e con l'originalità e la creatività che lo contraddistingueva. Il fatto di creare un nuovo linguaggio per raccontare la Cagliari contemporanea, per raccontare le tradizioni in una chiave appunto più dell'oggi, era per lui forse il pane quotidiano. Un pane quotidiano che si sviluppa tra la Marina, le Saline, una città un po' vecchia ma sempre moderna e sicuramente con delle tipicità uniche. Lui ha reagito in che modo? Che colori ha usato? Beh, intanto la mostra è un'opera a 6 mani, questo va detto, perché è un progetto iniziato con Stefano Asili e portato poi a termine quest'anno con gli eredi e i figli Enrico e Andrea, che sono stati veramente dei grandi professionisti con grande sensibilità, che appunto hanno potuto sviluppare i 2 cicli, perché i primi 2 fatti da Stefano erano i buoi di Sant'Efisio e la parte invece della veduta di Castello. Quindi quello che arriviamo a oggi, la mostra che vedete oggi, è un lavoro a 6 mani, questo è molto importante. Ecco Virginia, perché uno da qui al 30 di giugno, periodo in cui si svilupperà la possibilità di visitare la mostra, dovrebbe venire a vederla? Beh, intanto perché è l'ultimo progetto di Stefano che purtroppo nel frattempo ci ha lasciato, e perché anche è importante cambiare sempre l'angolatura, riuscire sempre a guardare da un altro punto di vista quello che è la tradizione. Cagliari è una città in grande fermento in questi anni, sta cambiando, e avere un occhio che appunto ci consente di cambiare la nostra angolatura è sempre importante. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna
esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Panorama Sardo non è voluto mancare, come accade da 10 anni, all'iniziativa dell'imprenditore Salvatore Lotta nel Palazzo dello Sport a San Nicolò d'Arcidano, a 30 km da Oristano, dove si sono dati appuntamento in 2000 per partecipare alla cena solidale per i bambini del Burundi, dove è stata realizzata un'azienda agricola dove oggi sono impiegati 150 dipendenti, costruite stalle per il bestiame, un caseificio in cui si lavora il formaggio di latte di capra ed è attivo un centro di formazione artigianale ed è in programma per il prossimo anno la realizzazione della scuola agraria Quattro Mori. Come sempre c'erano le glorie del Cagliari, Gigi Piras, Beppe Tomasini, Vittorio Pugedu e Sandro Loi e l'attore protagonista del film di Riccardo Milani, campione di incassi 2025, La vita va così, Giuseppe Ignazio Loi. Oh, the mistletoe is hung where you can see somebody. L'evento benefico, che è promosso dall'Orto di Eleonora per continuare a sostenere le realtà rurali e zootecniche del Burundi, ha registrato anche questa vigilia di Natale il tutto esaurito, segno concreto di grande sensibilità e solidarietà. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Tutti insieme per un'opera benefica, lei gestisce tutti gli operatori che poi sono i ragazzi che serviranno il pasto. Esatto, guardi, siamo mi sembra in 38, quindi messo un paio di ragazzi per tavolata, più alcuni di supporto. Le faccio presente che ci sono anche ex allievi miei della mia scuola alberghiera che hanno fatto la scuola con me esattamente 40 anni fa. Quindi sono venute perché ho fatto richieste, anche perché oggigiorno non è facile trovare il personale, però vista l'importanza della cena, la solidarietà
e quant'altro sono stato sensibili anche loro e sono venuti, e questo insomma fa onore a loro e fa piacere anche a me che non mi hanno mai dimenticato dopo 40 anni che li ho sgridati. Presidente, quanto è importante questa ricorrenza che arriva a 10 anni? È molto importante perché noi lo facciamo come volontariato e lo facciamo per questi bambini del Burundi. È importantissimo fare volontariato perché ne gioiscono tutti chi ne ha bisogno. Il volontariato fa parte della vostra associazione da tanti anni, come tante sono le associazioni sarde, è fondamentale perché spesso si dimentica sempre degli ultimi. No, noi siamo nati nel 2003, perciò siamo una bella associazione, facciamo il volontariato per tutte le associazioni che ce lo richiedono e siamo orgogliosi di fare questo volontariato. Quanti associati avete nella 108 soci. Tutti della zona, del territorio? Tutti di San Nicolò d'Arcidano e un po' anche dei dintorni, di Uras e qualcuno di Terralba anche. La solidarietà del vostro territorio ma di tutta la Sardegna per uno scopo che non è solo benefico ma è di crescita. Assolutamente sì, la 10ª edizione, ti dico, quando la prima volta che l'ho fatta non pensavo di arrivare a farne 10 e l'entusiasmo è sempre più forte, anche quest'anno c'è stato un sold out completo già da 15 giorni, diciamo di no a tantissime persone che ci chiamano per partecipare a questo evento, che vuol dire darci una mano per aiutare qualcuno che sta peggio di noi. In Burundi purtroppo la situazione peggiora di anno in anno, anziché migliorare come da qualche altra parte, lì peggiora tutti gli anni. Siamo d'accordo adesso con i giardinieri Sicomori e l'associazione che c'è in Burundi di costruire un campus scolastico dove faremo delle scuole, un ospedale per i bambini e svilupperemo sempre di più la nostra azienda agricola, l'azienda agricola di questi bambini che serve a finanziare i progetti che abbiamo lì. Noi con la cena di oggi contribuiremo all'acquisto di terra, all'acquisto dei materiali per fare questa cosa e ti dico, mi riempie il cuore di gioia vedere che non sono solo, tantissime persone, tantissimi sponsor, tantissime persone, è proprio una cosa che è sentita da parte di tutti e io ringrazio tutti per questo, ringrazio voi che siete qua con noi, siete venuti a divulgare questa cosa perché comunque la divulgazione serve, che dire, sono un po' emozionato per questo risultato. L'emozione l'accompagna sempre in questi 10 anni, io ricordo anche edizioni dove lei fisicamente è andato in Burundi ed è tornato con quello che purtroppo era un risultato, un problema da risolvere e negli anni ci sta riuscendo. Assolutamente sì, io adesso andrò in Burundi il 18 gennaio, ho convinto un socio dell'Orto di Leonora a venire con me, a farmi da spalla perché ero solo e questo mi rallegra perché è una persona che ha sentito parlare da me, raccontare, verrà e vedrà quello che stiamo facendo che è qualcosa di veramente straordinario. Persone che fino a ieri non avevano la conoscenza, oggi stanno acquisendo la conoscenza. La cosa importante è portare un po' di conoscenza e un po' d'amore per queste persone che ne hanno bisogno. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si arrende anche la luna alla bellezza, il mare la sua splendida corazza. Concerta la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi sa amarla. I Tazenda nascono in Sardegna e si propongono al mondo. La nostra forza, la loro forza è quella di avere delle radici forti. Noi pensiamo che ogni terra ha le proprie radici forti, ma la Sardegna, non so per quale motivo, poi è dimostrato anche da tutti quelli che vengono da fuori, ha delle radici molto forti, tradizioni musicali, misteri ancestrali, archeologia, ha questa forza arcana, è la parola bella. Storia infinita è il titolo del libro che racconta la storia dei Tazenda, che sul palco diventa un racconto condiviso tra i Tazenda e Felice Liperi, dove musica e parole si intrecciano grazie alla collaborazione diretta tra l'autore e i musicisti. Felice Liperi, critico musicale, è stato per molti anni conduttore e curatore di programmi per Radio 3, tra cui Fahrenheit, Alza il volume, 6 gradi. È stato docente ai DAMS nelle università degli studi di Genova e Udine, dove ha tenuto corsi di storia della canzone italiana e popular music. Collabora da molti anni con il quotidiano La Repubblica ed è autore di numerosi volumi e saggi. Sul palco del B-Flat Jazz Club, Liperi partecipa attivamente allo spettacolo, dialogando con Gino Marielli e Gigi Camedda, attraverso letture, ricordi e frammenti narrativi che danno vita e voce alla storia contenuta nel libro. Che ha i primi approcci con la musica, che compra i dischi, anche se i dischi non si vendono più. Credo molto nell'educazione musicale che ha avuto fin da bambino, perché dico senza nessun problema che i giovani d'oggi non hanno una grande cultura musicale, ascoltano solo quello che è la loro corrente. Ci sono ragazzi che non conoscono Lucio Battisti, per cui cosa spero? Spero che quando ascoltino una canzone dei Tazenda per la prima volta abbiano un'illuminazione. Con i Tazenda oggi c'è Serena Cartamantiglia, nuova voce ufficiale del gruppo, interprete sensibile, intensa, capace di coniugare delicatezza e potenza, proiettando il progetto verso nuove traiettorie nel solco della tradizione. La sua presenza segna una nuova fase del percorso artistico del gruppo, in continuità con la loro storia e aperta al futuro. Generazione. Allora, penso che sia sottovalutata
ma che sia comunque presente. Dovrebbe avere più spazio e ci dovrebbero essere più opportunità per far esplorare alle nuove generazioni, alla nuova musica sarda, quello che sono l'innovazione, ma anche la tradizione nei tempi che corrono, perché non si deve perdere né le radici ma neanche la voglia di fare sempre qualcosa di nuovo. Quindi con la tradizione si può prendere e manipolare e portarla nello spazio in qualcosa di moderno, e si accenda una luce di desiderio, di passione. Roberto Giacobbo è stato testimonial dell'evento per la presentazione del filmato promozionale Treno Storico della Sardegna 2026. Il popolare giornalista documentarista Mediaset è stato spesso coinvolto in progetti di sviluppo turistico, inclusa la valorizzazione dei siti archeologici sardi, ed in diversi incontri e iniziative divulgative, come l'esigenza di salvaguardare il Trenino Verde. All'incontro hanno partecipato con la presidente Todd e l'assessora dei trasporti Barbara Manca i vertici dell'ARST, l'azienda regionale che coordina l'attività del popolare treno turistico, l'amministratore unico Giovanni Mocci e il direttore generale Carlo Poledrini. Importante sottolineare che a fine novembre la quarta commissione del Consiglio regionale competente in materia di governo del territorio, presieduta da Roberto Ligioi, ha approvato all'unanimità il testo unificato delle due proposte di legge dedicate alla gestione, alla valorizzazione e al rilancio delle ferrovie turistiche della Sardegna, con particolare riferimento al Trenino Verde storico, un passaggio che segna un punto decisivo nel percorso verso il suo concreto rilancio. Il testo unificato ha permesso infatti di portare la proposta all'attenzione del Consiglio regionale e di dotare questo patrimonio di strumenti concreti per la crescita e per la lotta allo spopolamento dei territori interni. I viaggi del Trenino Verde percorrono la linea ferroviaria a scartamento ridotto più lunga d'Europa, in mezzo a territori immersi nel meraviglioso verde isolano, paesaggi lontani dal tempo che consentono di raggiungere il cuore autentico della Sardegna, territori nascosti agli occhi dei più, riscoperti a passo lento sulla strada ferrata realizzata allo scoccare della seconda rivoluzione industriale. Itinerari avventurosi dove vallate incontaminate, foreste animate da animali selvatici, profonde gole e suggestivi ponti caratterizzano un paesaggio rimasto quasi immutato nel tempo.
Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.